vuole introdurre un attimo? Sì. Prego. Almeno una piccola introduzione fammela, perché altrimenti sono timido. Salve a tutti, innanzitutto grazie della pazienza che avete avuto fino ad ora. Prima di introdurre e di commentare questo libro, darei subito la parola all'editore che appunto ha creduto in questo progetto dimostrando una grande capacità. Grazie. Scusa. Grazie Filippo per questa introduzione e sono particolarmente grato a Marco Orioles, l'autore di questo libro, che io direi essere un libro davvero, davvero straordinario, perché è un libro di grandissima scientificità che viene, me lo raccontava poco fa Marco, dopo 16 anni di studi molto molto approfonditi, perché lui prima ha cominciato, mi raccontava, a studiare tantissimo e poi dopo molti anni ha cominciato a scrivere, quindi lo ha fatto con cognizione, dopo essersi ampiamente documentato e dopo aver conosciuto benissimo questo fenomeno che è quello dell'immigrazione. Questo è un libro di circa 300 pagine che si compone di una prefazione di Khalid Chowchi, eccolo qui, Chowchi, ecco, l'ho chiesto pure prima, scusami, Chahid. Anche in queste 2 pagine della prefazione, veramente molto molto intense, vorrei anche leggerne un pezzetto, non so se me lo permetti. Ecco, un pezzetto di... La legge sulla cittadinanza non è una tra le tante. Su di essa si misura la cultura democratica di un paese. Si tratta anche di dare cittadinanza ad uno stato d'animo, ad un modo di essere, ad un legame profondo con il paese dove si nasce. Un'aspirazione naturale a cui lo Stato deve riconoscere piena legittimità, come ci ha ripetuto più volte il Presidente della Repubblica uscente Giorgio Napolitano. Ecco, Chowchi si interroga molto sulla differenza tra ius soli e invece ius sanguinis, sì. Praticamente si è cittadini di uno Stato perché si nasce nello Stato oppure dipende dai genitori. Ecco, questo credo che sia uno dei temi più importanti da affrontare. E poi è molto importante, oltre ai 2 capitoli ponderosissimi, sono veramente molto importanti le conclusioni, dove Marco Orioles ci dice le ragioni di questo libro. Cioè, questo libro nasce da una ricerca sull'immigrazione della sua regione, il Friuli Venezia Giulia, dove comunque le cose sembrano andare piuttosto bene, se non capisco male, e ci dice una cosa molto importante, che nelle scuole elementari del Friuli il 13% dei bambini stranieri, immigrati, frequentano la prima elementare, per esempio, il che significa che su una classe mediamente di 20 bambini, 5-6 bambini sono immigrati, quindi sono tantissimi, per poi arrivare all'università. Nelle 2 università del Friuli, cioè Udine e Trieste, troviamo con 2500 immigrati. Ecco, l'ultima cosa e poi chiudo, questo libro lo ricorda molto bene Marco Orioles, ci era stato consegnato, lo vedo negli appunti, il sabato 3 gennaio 2015 e poi praticamente è stato immediatamente impreziosito e credo che abbia cambiato proprio completamente faccia questo libro. Perché? Perché poi il 7 gennaio 2015 alle ore 11:15 sappiamo quello che è accaduto a Parigi e quindi è stato impreziosito di una introduzione dal titolo L'odio e la matita che secondo me, di questa introduzione di una 50ina di pagine, che traccia molto molto bene l'accadimento di Parigi. Devo dire che questi sono temi veramente importanti, questi dell'immigrazione, sui quali dobbiamo tantissimo riflettere. Ricordavo che quando facevamo le superiori, noi negli anni '80, i professori ci dicevano: guardate che nel 2050 l'Italia si colorerà
avrà persone di altri colori. A noi sembrava impossibile, perché quando facevamo le elementari noi, straniero veniva considerato il bambino che veniva da un paese, negli anni 70 avevamo un'immigrazione, come dire, interna, dai paesi ci si spostava nelle città e mai pensavamo che saremmo arrivati a questi fenomeni. Questi fenomeni vanno attualmente molto ben studiati, perché c'è anche una questione di stabilità, e Marco Orioles è uno straordinario studioso che ci sta aiutando ad affrontare questo cambiamento epocale. Grazie Marco, grazie. No, figurati. Grazie Marco. Mi ha rubato il libro. Ovviamente questo era il mio, questo. Beh, vanno a ruba. Io agli appunti. Le delega? No. Sì, questo era. Questo qua. Sì, ecco qua, questo. Ringrazio l'editore. Vorrei fare una velocissima premessa. Vabbè, io sono Filippo Barone, sono un giornalista di R2, lavoro in questo momento a Virus. Quando ho saputo, come tutti voi, delle notizie di questi attentati, la prima cosa che mi ha colpito, ho visto i video soprattutto, mi ha colpito moltissimo questo aspetto degli europei, dei combattenti che sono nati qui di seconda generazione, che hanno le mie stesse abitudini, i Mario Rossi che vanno che si fanno arruolare per la jihad. E mi ha incuriosito, perché ho detto questo è il fenomeno affascinante. Brutalmente da giornalista, anche se è molto brutta come cosa, ho detto e questa è la cosa, senza sapere che lui stava facendo questo lavoro. Ho detto sarebbe urgente una bella riflessione su questo tema qua. Purtroppo non lavoro in questo momento in uno spazio che approfondisce questi temi più di tanto. E dopodiché è venuto fuori questo libro, che è più che attuale, nel senso che la cosa drammatica è che sarà attuale a breve, rischia di essere attuale anche magari l'anno prossimo. Paradossalmente solleva subito un problema di cui fa un po' da sentinella, ma anche Khalid. Vi racconterò subito per quale motivo sono molto contento di questa presentazione. Perché quello che abbiamo sopportato negli ultimi anni potrebbe essere solo un antipasto, e secondo me purtroppo i metodi con cui stiamo affrontando il tema sono assolutamente inadeguati, inadatti. Una delle tante cose, lui innanzitutto ha fatto questa operazione di cui ha parlato l'editore, ci ha rubato il mestiere, perché per metà questo è un libro giornalistico, ricostruisce in maniera puntualissima, approfondita e neutrale, che è un aspetto non da poco, quanto accaduto negli ultimi 10 anni. Ci ricorda che dal 2004, che episodicamente una volta ogni tanto c'è qualcuno di europeo che in nome della jihad fa fuori se stesso e i suoi vicini di casa. Parliamo di Amsterdam, Londra, Francia, Bruxelles, potrebbe benissimo accadere Madrid, qua vicino. Quindi c'è un fenomeno molto importante che va studiato. Noi come reazione intelligente abbiamo pensato benissimo di raddoppiare l'acquisto degli F-35. Non è detto che quello sia il modo migliore di combattere il vicino di casa che si vada a arruolare nella jihad. Quindi vado subito al dunque, è molto più importante un libro del genere, secondo me. Perché Khalid è molto importante? Io ho iniziato il mio lavoro televisivo a Rai News 24 quando si sollevava in Italia il problema del velo, ed ebbi la fortuna di intervistarlo, e non solo del velo, dell'integrazione. Successivamente ho lavorato ad Anno Zero, dove lui è venuto come ospite, perché portava un messaggio molto importante, che uno sia da una parte o sia dall'altra. La cosa fondamentale è la negoziazione, cioè non irrigidirsi su alcune posizioni, ma discuterne, ragionarci e cercare di capire come è possibile convivere e integrarsi senza necessariamente porgere il dito l'uno contro l'altro. Scopro nel libro che questo sforzo che faceva lui non era soltanto un modo molto civile e democratico di far coesistere due culture diverse, ma era un antidoto
ex ante di quello che poteva accadere dopo, cioè di quello che è successo invece in Francia, dove gli stessi temi sono stati affrontati in maniera molto più brutale, e qui viene spiegato, e dove appunto si sono creati degli attriti molto forti. Quindi ora non voglio dire che in Italia gli attentati non ci sono stati grazie a Khalid, però secondo me se c'è una battaglia che mi sento di perorare è quella della integrazione e quella del confronto nel rispetto reciproco, e quindi ritengo di poter dire a chiunque che lo sforzo fatto da lui 10 anni fa oggi dimostra di essere uno sforzo ben fatto, e oggi scopro che lui sta facendo un'altra battaglia, che è quella della cittadinanza. Allora mi domando, se ora abbiamo capito che aveva ragione lui 10 anni fa, forse è il caso di dargli ascolto adesso, e quindi chiedo innanzitutto perché questa battaglia, in cosa consiste e che state facendo. Ma grazie Filippo per tutti questi meriti non meritati, però rivendichiamo, è giusto anche rivendicare le cose che si fanno e sono fatte insomma, da molto tempo a questa parte, e come il nostro Paese a targhe alterne insomma, recepisce o non recepisce alcuni messaggi, però io non sono tra quelli che è sempre per forza negativo. Noi abbiamo comunque, nell'assenza di una politica nazionale, avuto un modello italiano di integrazione e convivenza che oggi regge grazie a una struttura locale, a un impegno dal basso, al lavoro di ricercatori che appunto magari non vediamo molte volte nei talk show più importanti, ma che pancia a terra conoscono quello che sta succedendo nella nostra società, che possono oggi, come appunto il lavoro di Orioles, raccontarci l'evoluzione o l'involuzione di quello che è accaduto negli ultimi anni, e che ci offrono elementi straordinari, boccate di ossigeno, in un clima in cui sembriamo appunto schizofrenici tra le guerre da fare subito e invece l'investimento sul dialogo, che appunto su cui si può fare molto di più. E noi siamo in una situazione molto complicata e anomala, in cui serve forse un attimo di ragionamento, di approfondimento, e capire anche quello che noi abbiamo come risorse da mettere in campo, e non solo le reazioni spontanee o schizofreniche che ci possono essere. Sia per quello che riguarda la politica estera e il nostro rapporto con i nostri vicini e la situazione geopolitica attuale, che sicuramente è molto complicata, dove noi possiamo dire qualcosa in più, abbiamo la possibilità ancora di dire qualcosa in più nonostante tutto, sia per quello che riguarda soprattutto la gestione nostra domestica della convivenza e dell'integrazione. In questo momento io credo che noi siamo di fronte a una sfida cruciale, e la cittadinanza torna centrale per quello che cercherò di dire. Il terrorismo, i terroristi, il ritorno di questa ondata di violenza che a Washington chiamano estremismo violento, io chiamerei terrorismo di matrice islamica, non mi vergogno di citarlo per nome e cognome, perché purtroppo siamo di fronte a questo tipo, in questo momento, di malattia in seno a un mondo islamico che per primo rischia di essere oggi vittima di questa aggressione, ed è per primo oggetto di una lotta di egemonia innanzitutto interna al mondo islamico. Ecco, è una violenza che vuole colpire e colpisce soprattutto il cuore della nostra civiltà, il risultato di una convivenza difficile, complicata, ma che a Parigi, a Copenaghen e non a caso non colpisce più i simboli economici o i simboli politici, colpisce realtà di convivenza, colpisce le comunità ebraiche, colpisce l'informazione, colpisce in qualche modo quello che è diventato anche patrimonio di una civiltà, quelli che sono alcuni valori, in cui le seconde generazioni oggi sono in qualche modo un elemento contemporaneamente vittima, perché sono entrati, sono parte integrante della nostra società, ma rischiano di diventarne anche i principali carnefici, perché le seconde generazioni, ed è quello che io ho cercato di dire in questi anni e continuiamo a dire, rappresentano un nodo fondamentale per un cambio nelle nostre società contemporanee, perché grazie alle seconde generazioni noi possiamo aprire una riflessione sul significato vero di cosa è diventata la nostra società,
E in America, non a caso, la campagna di Obama, la prima campagna, aveva rappresentato un grande momento di dibattito su quello che erano gli Stati Uniti e quello che potevano diventare. L'incrocio con le nuove generazioni oggi anche per noi può significare riaprire una pagina sul senso di una nazione, sul senso della partecipazione civile, sul senso della qualità della nostra democrazia, sul senso delle pari opportunità, di quanto la scuola, la formazione può rappresentare un modo per fare uno scatto in avanti, come ci si proponevano appunto come propone la nostra Costituzione. E quindi in assenza di questa riflessione è chiaro che le seconde generazioni non sono più un potenziale di cambiamento, ma rischiano di diventare in qualche modo l'emblema di un fallimento e di un'esclusione. Ed è quello che ha portato oggi purtroppo centinaia e centinaia di giovani europei ad abbracciare questo tipo di ideologia, non solo in nome di una immaginazione sociale, come è la lettura di qualche anno fa. Aderiscono all'ISIS, aderiscono ad Al-Qaeda, vanno con Bin Laden perché sono figli delle periferie, eccetera. Non è più solo questa, secondo me, la lettura di oggi. C'è una questione grande come una casa rispetto al senso, all'autorappresentazione, a che ruolo tu mi dai nella società, a chi sono. È un problema che riguarda tutti i giovani e che in particolare riguarda la parte più vulnerabile, che sono in qualche modo i figli degli immigrati. E poi c'è un aspetto che è anche quasi una corsa all'avventura, una ricerca di una sfida nuova rispetto magari a modelli nostri che in qualche modo si sono un po' esauriti. Quindi in questa situazione, mi piace molto come avete voluto contestualizzare il libro in questo contesto storico importante, noi abbiamo davvero un'opportunità. Io vedo un'opportunità comunque di fronte a questa tragedia che noi stiamo vivendo. E l'opportunità la vedo guardando o ascoltando le testimonianze delle madri di quei ragazzi di Parigi e della periferia olandese che sono andati adesso in Siria. Quelle madri che piangendo raccontano oggi di come si sono sentite sole nell'affrontare i momenti in cui i loro figli in 15 giorni hanno subito un lavaggio del cervello incredibile e da discotecari sono passati ad essere i jihad Dijon. E noi forse in questo momento dovremmo avere la capacità di guardare a quei ragazzi che sono diventati carnefici anche a come purtroppo noi li abbiamo lasciati essere vittime nelle mani di questa macchina del terrore, in questa macchina straordinaria di ideologie. Dovremmo cambiare il paradigma, e allora la cittadinanza acquisisce un senso molto più profondo. Non è solo concedere un passaporto a un ragazzo che è nato a Roma e che appunto a cui viene negato per 18 anni, ma è il fatto di concepire quanto la nostra società sia molto cambiata e quanto prima noi comprendiamo che il destino di questi ragazzi si incrocia sempre di più con il senso della nostra civiltà e prima ci risparmieremo tutti quanti dei costi eccessivi in termini non solo di riconoscimento dei diritti, ma soprattutto quel concepire il cambiamento che ormai si incrocia con le nostre vite, con il nostro paese, con l'Europa e con il rapporto che noi dobbiamo avere con i nostri paesi vicini. Cioè, o noi riconosciamo che nel riconoscimento del diritto di cittadinanza c'è una riflessione anche su noi stessi e su quanto noi stiamo cambiando, e quindi capire come migliorare